Settima corsa, premio Fenimug, è una categoria condizionata di non vincitori di 25.000 euro in carriera, 5-6 anni, sono in 7 al via, doppi ritiri dei numeri 2, 9 e 10. Lo schieramento: 1 Arcana of Nando, Marco Basile, 3 Axel Nib, Nicola Bortolotti, 4 Zio Dipa, Giorgio Cassani, 5 Aragonnal, Antonio Di Nardo, 6 Samima Ferro, Federico Esposito, in seconda fila 7 Zitrunas, Salvatore Valentino, 8 Aboli, Alessandro De Toris. Vediamo l'errore di Zio Dipa. Veloce Aragonnal su Samima Ferro, scendono alla corda i due con Samima Ferro all'esterno che attacca davanti a Axel Nip, poi Arcana of Nando. Siamo sulla curva con Aragonnal che si difende da Samima Ferro che insiste al largo, vengono fuori i primi 200 metri molto violenti in 13-9, serra sotto Axel Nib con Nicola Bortolotti, poi a una quindicina di metri Arcana of Nando davanti a Zitrunas, mentre rompe Aboli che incorre nella squalifica, mentre insegue Zio Dipa. 28,5 i primi 400 metri, soprattutto figli del primi 200 violenti. Ora rallenta Aragonnal, Samima Ferro si è adeguata in seconda posizione alla corda, mentre subito si lancia al largo Salvatore Valentino con Zitrunas. Affianca per il momento Axel Nib, intanto 45,5 i primi 600 metri con Samima Ferro che controlla l'avversario e si sistema all'esterno al di fuori di Aragonnal che conduce sempre davanti ad Axel Nib. Intanto si ricongiunge anche Arcana of Nando, giro in 1 minuto e 9 decimi, 15,4 la frazione qui davanti alle tribune, con sempre in vantaggio il figlio di Mondiale OK, affiancato da Samima Ferro, Axel Nib seconda alla corda, Zitrunas seconda pariglia, poi Arcana of Nando, 15,4 la curva, 1,16,3 il primo chilometro, con Antonio Di Nardo e Aragonnal sempre in vantaggio su Axel Nib, mentre sembra aver esaurito le energie Samima Ferro, sposta all'esterno Zitrunas che viene via deciso, poi serra sotto anche Arcana of Nando, retta di là percorsa in 15,4, siamo sull'ultima curva con Aragonnal che deve fronteggiare l'attacco di Zitrunas, poi Axel Nib seconda alla corda, ultimi 200 metri, curva passata in 15,2, retta d'arrivo Aragonnal su Zitrunas, ultimi 100, è un po' stanca Aragonnal, Zitrunas ci prova, ma Aragonnal cerca di difendersi, ultimi 50 metri, Aragonnal su Zitrunas e Aragonnal si difende ancora da Zitrunas, al terzo Axel Nib davanti a Arcana of Nando e Zio Dipa. 31 a chiudere, 1,15,7 la media al chilometro per Aragonnal, Antonio Di Nardo al triplo in giornata, stavolta per Lamberto Barbieri, i colori di Alfonso Ferrante, la vittoria in corsa di testa per il figlio di Mondiale OK, Aragonnal che si difende dall'attacco finale di Zitrunas. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento non è per giovedì che si salta, si va direttamente a sabato prossimo.